Benvenuti nello spazio del Friuli Venezia Giulia per un altro appuntamento del ricco calendario di eventi proposti dalla Regione in occasione del Salone del Libro di Torino. È un'iniziativa, quella che stiamo presentando adesso, a cura di Trieste Contemporanea, e qui abbiamo seduto insieme a noi Giuliana Carbi, che è presidente di Trieste Contemporanea, per questo concorso che mette assieme teatro, arti visive e nuovi media da un titolo singolare: Performance, cioè un mix tra profumi e performance, e il concorso europeo Squeeze It. Allora, per capire di che cosa stiamo parlando e capire qualcosa di più anche su Trieste Contemporanea, passo direttamente la parola alla Presidente, che ci illustrerà anche con l'ausilio di alcuni video. A lei. Grazie al dottor Liberti, anche come rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia. Credo che questa iniziativa sia molto importante, e quindi in questa sede mi fa piacere presentare un'idea del nostro comitato che è rivolta ai giovani europei under 30. Nelle immagini che scorrono vedete un workshop che è parte fondante di questo concorso. Quindi mi fa anche piacere che prima avevamo avuto l'intervento di un principio educativo del 400, qui andiamo invece verso un'idea di educazione nel fare che va verso il futuro, in quanto anche nel campo dell'arte visiva di cui noi ci occupiamo si parla sempre di più e sempre con maggiore fondatezza di quanto le discipline devono essere unite. Addirittura alcuni programmi di finanziamenti europei privilegiano dei progetti che siano proprio interdisciplinari, cross sector, e quindi noi abbiamo pensato di fare un tentativo, lo chiamiamo squeeze, che vuol dire, in inglese vuol dire spremere, come si spreme un'arancia per esempio, quindi è un concentrato di creatività che viene chiesto a ragazzi europei sotto i 30 anni. Conviene forse che racconti brevemente che noi ci occupiamo da più di 20 anni di arte e di scambi a livello internazionale, soprattutto con i paesi dell'Europa dell'Est. Infatti facciamo la nostra iniziativa globale, istituzionale, si chiama Dialoghi con l'arte dell'Europa centro-orientale. Ebbene, questo concorso è aperto invece anche a tutto il resto d'Europa, cioè l'Europa comunitaria, e chiede ai ragazzi di pensare una microazione teatrale che non deve durare più di 16 minuti e che deve mettere in connessione appunto 3 campi creativi, come dicevo prima: il teatro, le arti visive e i nuovi media. Questo era il seminario della prima edizione del concorso, siamo nel 2014. Perché dico che è un progetto anche educativo? Perché si crea questa chiamata a concorso, i concorrenti propongono un progetto che viene valutato da una giuria. Nel momento in cui la giuria decide che ci sono alcuni progetti molto interessanti, essi sono i progetti semifinalisti, assieme all'idea di questa azione teatrale il concorrente deve anche portare un demo piccolissimo di 4 minuti di che cosa potrà essere la realizzazione poi finale, e tutti i semifinalisti hanno l'opportunità di poter essere votati con questo demo, con questa piccola clip online. Quindi ci sarà un vincitore online, di un premio online, per la parte attiva in senso teatrale. Tra i semifinalisti si trovano alcuni finalisti, avete visto scorrere quelli dell'anno scorso, dell'altra edizione,
E questi finalisti, assieme al vincitore che ormai è decretato di questo premio che viene dato dal pubblico online, hanno l'opportunità di stare alcuni giorni in Friuli Venezia Giulia a studiare, a conoscersi, anche a rielaborare il loro progetto iniziale per arrivare poi alla rappresentazione teatrale che viene svolta a Trieste davanti alla giuria, che in tempo reale poi decide chi è il vincitore dell'edizione, e il premio a questo vincitore è una cosa ancora più interessante per dei giovani artisti, ed è la possibilità di fare un secondo workshop che l'anno scorso abbiamo fatto proprio a Villa Manini, in questo programma di residenze che c'è in Friuli Venezia Giulia grazie alla Regione, e fare questo workshop con un videoartista di fama internazionale per produrre in Friuli Venezia Giulia un video d'arte che proviene da quell'azione teatrale. Quindi si hanno tutte le diciamo, le fasi fino alla conclusione di un video d'arte. Ovviamente tutti sapete, anche se leggete libri di più qui a Torino, ma sapete che la videoarte è uno degli strumenti di espressione artistica di maggiore interesse per la contemporaneità, e poi questo film viene mostrato in vari festival e gira per l'Europa, e questi ragazzi hanno un bel riconoscimento. Io vorrei mostrarvi i ragazzi che hanno vinto l'edizione 2014. Noi siamo un premio biennale, la edizione 2016 si è svolta in dicembre e stiamo lavorando in questo momento con i vincitori 2016 e con un altro grande videoartista internazionale che è il croato Dalibor Martinis, una veramente grandissima figura fin dagli anni 70 sulla scena internazionale. Presenteremo il film finale nell'autunno. Quindi direi, ringraziando gli amici della regia, di mandare questo film e dopo lo commentiamo brevemente insieme. E naturalmente il videoartista internazionale era Adrian Pacci, dopo raccontiamo chi è.
Allora, vedete come questi ragazzi con molta efficacia hanno preso in giro tutto un sistema di documentazione parossistica, di tecnologia parossistica, hanno preso in giro il nostro concorso, perché non l'ho detto appositamente prima, è costruito per essere piccolo, concentrato come dicevamo prima, e quindi deve stare in 4 metri per 4 metri, che loro per tutta quasi la durata della performance misurano in maniera esatta, e soprattutto questo fatto della documentazione è venuto effettivamente fuori dal workshop. Il loro progetto era un attimo diverso, ma l'efficacia di questa estenuante voglia di essere sulla scena per andare a fare un'azione che non ha nessuna rilevanza e che neanche non funziona, perché si tratta di rompere una boccetta di profumo che non funziona, perché le boccette sono sempre molto grosse, insomma si rompono malamente. Tutta questo grande professionismo per nulla è qualcosa che ci deve forse anche far riflettere a come noi conduciamo la nostra esistenza in questo mondo. Non so se forse hanno colto anche chi ha visto questa veramente sottile ironia molto filosofica, e lo è di fatto. Perché la cosa molto curiosa di questo collettivo croato è che sono un medico condotto, un filosofo e un fotografo che fanno gli artisti, e quindi hanno anche un'idea, diciamo, del mondo esterno all'arte molto, molto interessante. Due parole su Adrian Paci, che è un grandissimo e umanissimo artista internazionale, che parte sulle navi albanesi delle prime navi albanesi, e viene in Italia e diventa un grandissimo videoartista, artista a tutto tondo ma soprattutto video. Io voglio solo raccontarvi, segnalandovi di andare a cercare questo nome, Adrian Paci, in internet, perché si trovano diversi materiali suoi. Vi voglio solo raccontare, per sottolinearvi appunto la sensibilità e la leggerezza con cui mette veramente la mano su una piaga importantissima. Lui si fa conoscere agli inizi degli anni 2000 con una serie fotografica e con un video che si intitola Centro di permanenza temporanea. Alcuni di voi ricorderanno che era il nome delle prime diciamo, accoglienze dei migranti. Allora, che cosa succede in questo film che lui gira? Si vedono persone che camminano in un primo piano di piedi, camminano abbastanza in fila, ordinatamente, camminano, si allarga l'immagine e si vedono molte persone nordafricane o comunque migranti che camminano insieme. Si allarga ancora l'immagine e si vede che salgono una scala di aereo. Si allarga ancora l'immagine mentre continuano a camminare e riempiono tutta la scala, e si vede che in mezzo alla pista c'è solo la scala, non c'è l'aereo. E questa è un'immagine incredibile di qualcosa che non funziona in questo sistema, e anche questa idea di sottolineare l'assurdità di come venivano chiamate, come si può dire, il contrasto tra centro di permanenza
e temporaneo. Quindi è un gioco molto sottile che Adrian Pace ha fatto e che ha restituito nella leggerezza poi della ripresa frontale di questo video, che ha girato, devo dire, in Europa, è stato in Bulgaria, è stato ovviamente in Croazia, è stato in Lituania, è stato in Germania, insomma è stato visto da molte persone. È un progetto Friuli Venezia Giulia che spero appunto possa continuare. Saluto dandovi l'opportunità di fare un gioco nuovo, se volete. Trovate sul tavolo delle mappe del porto di Trieste. Questo progetto lo chiamiamo Porto di Culture. Chi vuole può aprire la mappa, è la mappa reale dei magazzini del Porto Vecchio di Trieste, e può collocare, questo è aperto a tutte le menti più generose che si possono trovare in Europa, perché viene distribuito in Europa, può collocare sui magazzini veri la sua idea, i suoi concetti o i suoi sogni, desideri di un possibile porto di culture, come una città europea di nuova generazione dovrebbe essere. Grazie. Grazie quindi a Giuliana Carbi Jesurum per questa illustrazione di questa iniziativa di Trieste, a cura di Trieste Contemporanea. Io vi ricordo l'ultimo appuntamento di quest'oggi alle 16:30, sempre nello spazio del Friuli Venezia Giulia, con la poesia, un evento dal titolo Alzheimer d'amore. Ci rivediamo alle 16:30 con Pordenone Legge e l'appuntamento di poesia nello spazio del Friuli Venezia Giulia. A più tardi.